ami giovanotti in circa di scambiare, a volti patrioti vanno via cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Monda di più, la parola fa circa un'ora e mezzo che tu abbiamo un momento di dibattito e poi forza ciò che stai previsto questa roba è un po' Grazie a Alain. Donc, quando abbiamo pensato questa stonda, le stonde sono un momento di immersione e l'idea è di ciò che mi è stato domandato dall'amico mio e da Benedetto, on è mica un corso. E on è mica una conferenza di ricerca, donc l'idea è stata di pensare, di investigare un po' l'aspetto non ciò che è parti investigare i nuovi video. Dopo io trovo interessante di presentare una raccolta di voli che è stata fatta in particolare in Delta Rock e ambientare in una terza parte, o una quarta, mi piacerebbe più a fare 3 parti spesso, ma non riesco a fare 3. Donc la terza parte sarà di sfide intorno a riappropriazione di nomi di luoghi tradizionali in un scopo di ammaestrare il territorio, in particolare intorno ai progetti in corso, non agli indirizzi, perché avrete visto in dei paesi e in delle città, avrete visto cambiamenti nella segnaletica sicuramente, posto che c'è una necessità di proporre, e non solo mesi di giugno scorso, ma tutti i comuni sono riusciti a fare il suo lavoro qui, dunque ci sarà una proroga, ma lo scopo è di dare a ogni via, a ogni stretta, a ogni stritone, a ogni caruglio un nome e ogni casa, ogni appartamento, ogni luogo di abitazione deve avere un indirizzo unico, e dunque vi vedete di nuovo come la collectività di Corsica è pinta nella riappropriazione di nomi di luoghi detti tradizionali, vedremo di nuovo i limiti di pianificazione. Per quando abbiamo pensato questa stonda era di nuovo di poter rispondere a ciò che può arrivare una ricerca non individuale della gestione di un territorio. E poi, posto che noi siamo in relazione con il centro culturale universitario, e una amica, non so, né poeta, né scrittore, e c'è stato un mandato dopo i miei studi a Ambrama di trovare un modo di espressione da poter spartire in un'opera creativa e le conoscenze che avevo avuto non dei nomi di luoghi e lo trovo via parecchi foglietti la possibilità di vada intorno a documentari o piccoli vignetti a destinazione di l'audiovisivo e qui una radio in una certa maniera come si pensa alla scrittura di un documentario, perché un documentario non è mica come un riporto che non può vedere in un giornale televisivo, vuol dire che c'è un film e ma può cercare i fili che sono legati ai problematiche di ricerca dei nuovi dialoghi e può filare la scrittura di questi documentari. Dunque, se gli avete di poter partecipare a un'occasione privata, je partecipe a posizione di un conferenziere là, ma forse potremmo fare una prima riflessione. Chi è per voi un nome proprio, un nome di un chi è un nome di luogo per voi? Una maniera di riconoscere, di mettere in piazza. È una maniera di riconoscere un luogo. E una delle problematiche di scienze di linguaggio è stato di lì un nome proprio, che usi un nome di persona, un nome di un luogo, un nome di un animale, ha un senso. Spesso.
spesso sono bellissimi. E è uso scopo del buon senso. E lì, per poter sperimentarsi. Donc la domanda che ci premi fa, se noi pigliamo l'esempio di Alan di meglio, e a me primura è di pure riconoscere a Alain in società, e pure individualizzare. Ma è dopo che lui pone la domanda di lì chi vuol dire di meglio o chi vuol dire Alain. Donc dirimi chi in de fatavini non è mica il primo uso che noi abbiamo di lui, non è mica di cercare uso senso. On deve in aiaccio, non cercate mica forza a due etimologie. E dopo in un secondo tempo, mi posso domandare per chi? Per un i genitori di Loric hanno scelto di chiamarmi così. E tanto qui avesse la motivazione all'origine di un battesimo. E qualcosa che ci primura di assai e avete noi forse, quando si tratta di toponimi, cerchiamo sempre a scavare e a riconoscere e a trovare uso senso. E a volte ce ne accordiamo anche durante gli inchiesti o anche quando i comuni scegliono di rivolgere un indirizzo, se non chiappano più uso senso, le volte sono anche pronti a abbandonare certi nomi di loro che pure sono uso scopo principale. Dunque, non è il nome di loro che la cosa che è stata sviluppata, un volto mica per cui avete insegnamenti in onomastica, non tutta l'andatura, tutta la storia della disciplina di onomastica, in particolare applicata alla Corsica, e andiamo subito all'intrapresa che, quando dico intrapresa, non è mica entreprise, ma i progetti che sono in linea con la ricerca in toponimia. E vediamo che i dati che abbiamo analizzato sono spesso ricacciati di intrapresi che saranno in un modello di geografia linguistica e in particolare di etologia. Donc qui avete veramente nella geolinguistica e ciò che sono gli aspetti sociolinguistici, ma in carattere di più non gli aspetti di pianificazione linguistica. Donc, oggi i sfidi e i lavori che sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni non per il nome di loro, che sono in linea, una banda con la politica linguistica, con parecchie deliberazioni di istituzioni a favore della toponimia tradizionale. Vedete che i nomi di comuni sono scritti, c'è una doppia scritta, donc, con un primo scritto, come dire, se non pigliamo all'entrata di città. La prima, in che lingua è scritto? In francese. E la seconda? In corso. Donc qui pour les dire a una prima, in una certa maniera, una forma ufficializzata dall'amministrazione francese. Ma pure lì che, per esempio, la forma Ajaccio o Cavallo a fatto ho dibattito settimana fa, vi dice qualcosa di un francese, è una forma francese. Come potete dire, per esempio, la toscana pronunciata all'uso francese. Toscano, donc si parla di toscano di forme toscanizzanti, italianizzanti, secondo l'epica è una variazione e una proposta di codificazione in lingua corsa sotto, ma vedete di noi che qui, questo modello, sono spesso di forme ufficiali francesi, che sono stati orientati di, come li chiamano in Delta Rocca, les peintres de la nuit, ma di volte c'è anche un lavoro a fare non a codificazione di nomi, l'armonizzazione di nomi di comuni in lingua corsa. Abbiamo detto, avete visto a Porti Vecchio, che i anelli lungo Estraro sono cambiati sugli ultimi 15 anni. Abbiamo detto c'era scritto Porti Vecchio e oggi c'è scritto Porti Vecchio. Perché c'è bisogno, a un momento dato, di riflettere a ciò che è la forma tradizionale e di avere di nuovo una comunicazione per sapere che forma ha essere scelta e promossa.
Dunque c'è stato un periodo di raccolta interessanti sugli ultimi 15 anni, in particolare dei produttori, dunque anche un lavoro che è stato fatto, un chance di raccolti orali non dai nomi di che sono stati fatti in Corsica, e ci sono due produttori di dati che spuntano. Dunque, prima a livello quantitativo dei dati di uccisi di Corsica, che è una associazione 1901, Comitato di Studi Scientifici e Informatici di Toponimia di Corsica, che è stato pensato da Stella Medori all'UNITA a tempo un consiglio scientifico e di noi che erano appassionati di toponimia, non un modello da socio e sa socio si è dato come ambizione di raccogliere i nomi tradizionali in dei paesi. E c'è stata di nuovo l'opportunità per intraprese, e qui intraprese private, che sono diventati produttori di dati, e penso in particolare all'intrapresa Il Pampajoli, che ha rappresentato da Diazepina Gialisin, che ha fatto, in una certa maniera, una competenza provvisionale. Dunque, parti sugli ultimi 15 anni, perché avete visto che da poi, un documento che noi chiamiamo un fiato nuovo, che era stato proposto, come detto, da Diago Mutier, c'era Pasquale Ottali, dunque, che era stata una domanda della collettività territoriale di Corsica Tongo. C'è stata una proposta di pianificazione, non da 3 assi maggiori di pianificazione: la formazione, la trazione linguistica, dunque cada in sa parte qui di documentazione, e di nuovo un terzo asso di spargere la linguistica della società, vale a dire trovare a maniera di poter sparta la lingua corsa nella società. È interessante di vedere di nuovo che in della proposta di statuto di ufficialità corso francese di 2013, l'articolo 2 è mintuato così: le corse è la langue de la toponimie. Dunque, è qui che la collettività di Corsica propone a livello di nomi di comuni una proposta di armonizzazione di nomi di doc, e da poi dunque, in 2025, e c'è sempre, ci sarebbe forse sempre una ricerca a fare di noi a livello di nomi di comuni. Noi non ha un aspetto più minuto. E dopo, dunque, si progetti qui spesso anche dei esegni qui di privati, qui di universali, sono stati spesso portati in relazione con l'azione che l'amica stende o piano lingua 2020. Dunque, a livello, dunque, la prima parte, vistiga i nomi di luoghi oggi, vediamo che l'università ha dato una contribuzione importante a maniera di acquistare a toponimia tradizionale, volto mica non da esperienze di prima che saranno più non da dati che erano dati da archivi che mi ha sviluppato, dunque dati minori di ricerca che sono stati fatti spesso in linea con il programma Nuovo Atlantico Linguistico Etnografico di Corsica, e a parte dell'87 ci sono stati di poi di collaborazioni con altre istituzioni. Era il caso di una pubblicazione che si chiama Nomi di luoghi sparsi, che è stato portato da Ettore, Thiers e Fusina, dove lo scopo era di proporre una forma corta rispetto a una forma toscanizzata o italianizzata per i nomi detti dei lieux abités. Perché vi daremo in cartografia che c'è a livello dell'amministrazione, donc la séquence tra les lieux habités et les lieux qui sont non habités, qui s'y retrouvent dans l'anthropographie, dans l'hygiène, c'est au pied de l'hygiène politique, peut-être di nuovo un insieme di luoghi che lo si da montagna a piedi, dove non sono mica stati abitati. Tutti ben inteso pubblicazioni scientifiche non da aspetti particolari di nomi di luoghi, e dopo 20 dati che sono stati sviluppati. Dunque, non da metodologia, in una certa maniera, che faccia consenso i raccolti di dati orali, c'è una
una delle mica era essa o prima, ma chi può essere di primura, è a sfruttare di dati di plan terrier. Non so mica se di dia visto o di dia consultato o sapete come l'è rappresentato. È un documento che va conoscete, che ti dia sconto, in cui Simeone, voi, il plan terrier, è un arnese che voi sfruttate. Sicuro. Qu'est-ce qu'abbiamo anche io, la mia vita di tutti i giorni, Ma ma noi comunque la bisogna... noi il primario sono da cercare, non travagliamo. Je vais travailler à Nantes, oui. Mais adesso dopo in dei studi, cioè continuerà. Parfait. Dunque, un piano terrier è a prima intrapresa cartografica di Corsica francese. Dunque, c'è la volontà di conoscere ciò che è lo stato di proprietà in Corsica e così c'è da essere un lavoro, una vigura che è interessante anche a livello di arte, se voi vedete i documenti di vanno di cui plan terrier, c'è la figura di l'arpenteur che è incaricato di rappresentare lo spazio. E lo spazio corso, lo vedete qui, qui è tratto, nel piano terrier, voi trovate oggi georeferenziato nel sito dell'archivio regionale isla.archive.corsica. E c'è una rappresentazione di Corsica in 39 tavoli e all'interno ciò che ha da essere interessante più che i vormi di nomi di luoghi, ha essere di nostra rappresentazione di ciò che dice i chiassi, i culturi, i lontani e le divisi di Cremura e si dice di Cisaria, una precisione a 100 metri vicino, quando chi dipende dalla realizzazione di Altare. Dunque, forme, dunque qui ho messo l'esempio di culture portichiate come Fedez, e il secondo deve essere comune di piana, partici, lavoro, si pochi mesi. Abbiamo cominciato un lavoro di collaborazione tra l'UMR Lisa e dunque, a Neria di Piana via una convenzione di ricerca. E non una maniera di sviluppare partenariati con i territori. Dunque, non per esempio di tutto il livello di più, des esempi qui sono delle forme tuscanizzanti, italiane e italianizzanti, e gli stessi a Piana, almeno non per i nomi di un altro documento che è conosciuto è quello di un cadastro napoleoniano che è in linea non al sito degli archivi della collettività di Corsica e adesso un'opera che interessa oggi parecchie discipline, che è di linguistica, ma di nuovo chi si occupa di geografia, ha interessato di nuovo più di storia di l'antropologia, perché aveva intorno a questa impresa che era l'idea di un cadastro napoleoniano, la volontà di Napoleone era di poter assicurare e riconoscere, garantisce la proprietà individuale e dunque toccava a pensare un documento che fosse rivalente per ogni pezzo di terreno, per ogni particella, ci voleva a mintufa. Dunque, atteindre un proprietario, ma di nuovo, dunque, sapere in due situazioni chi è la sua superficie, chi è, dunque, ci voleva mintuare un nome di luogo, direi che non ci sono mica tutti i nomi di luogo, perché posto che lo scopo era di più di volte non da certi luoghi, per detto che non c'è mica proprietà privata, montaisare e luoghi di montagna, vediamo che c'è una densità di nomi di luoghi che è meno presente e tanto relativamente all'interesse di pintare non la necessità di documentare la toponimia via inchieste di terreno. O cadastro vecchio è interessante secondo anche l'acquisto di un territorio, perché un nome di luogo è un nome, ma di nuovo una geografia. Se voi piete l'esempio di Lugugna, vediamo in modo strano che i geometri hanno deciso di rappresentare lo spazio, spesso viaggiavano, domandavano i nomi stravaganti perché a tempo i geometri c'erano ciò che noi chiamavamo dei proprietari classificatori
che erano italiani. Non da un modello di Bologna, per un detto, vi dite che i geometri facciano piccole falle da montagna a piaggia, e dopo ricordano in montagna, donc c'è una specie di striscioli. Donc noi, quando entriamo in questi materiali qui, on a un'unica rappresentazione di uno spazio che può essere qui da paesano e donc perché da montagna a un lume, e ricordare, eccetera, eccetera. E di volte invece tetti una rappresentazione a 6 minuti di uno spazio, e si date una durata di più, quindi la costo di raccolta. Donc qui è l'esempio di come si raffigura un lavoro un cadastro napoleoniano in piano, donc pas ogni comune, ogni volta che ciò che noi chiamiamo un plan d'assemblage, e questo qui, a comunità, di digitalizzazione, sezione 12, sezione di village, sezione de Salogne, e vi dà un'idea di ciò che può rappresentare un corpus toponimico non da una comune, qui organizzazione per lui un numero di toponimi che si può ricacciare, se non calcoliamo a destra, vediamo che sono un più di 209 mintuati in educazione napoleoniana, quando l'inchiesta orale, vale dire il lavoro di inchiesta orale con i paesani di una di metodologie, ha permesso di ricacciare a dia il lavoro in corso, se di più di 329. Donc c'è di 30% in più di nomi rispetto a ciò che li può essere. Allora, lo studio di toponimia sono sfide a livello di un numerico, questo che rappresenta questa cartografia, c'è bisogno di pensare una modellizzazione di uno spazio e spesso si fa via ciò che si chiama un servizio di informazione geografico. Sicuramente li conoscerete perché sono conosciuti dal grande pubblico, sono strutture come Google Maps, sono di sistemi di informatici di geolocalizzazione. Ma dunque ci sono due ondature. E vista la complessità che voi conoscete di i nomi di luoghi corti da un punto di vista della lingua, vale di forme che possono essere sia corti sia toscani, italianizzanti, possono essere francesi. Ci può essere un bisogno di ricerca per un detto proposto che propone trascrizione in fonetica, donc di temi parecchi sistemi da gestisce da un punto di vista linguistico e a particolarità di un nome di un altro, perché questo è un'altra domanda che ci da cittadini, da paesani, e spesso vogliamo incartare per dire un nome di un altro è qui, in modo preciso, ci cerchiamo a precisione di un nome di un altro, può essere possibile per una montagna, può essere possibile per un monte, può essere possibile per un mulino, ma spesso per microtoponimi è una vera che se non ci sono mica limiti naturali che non conosciamo, ci può essere una rappresentazione di un luogo e di uno spazio di modellizzazione, di volte di scala secondo un locutore o secondo la comunità o secondo un gruppo di cacciatori, eccetera. E questo rende lo sviluppo della ricerca a livello di geografia e di premura di poter modellizzare la variazione linguistica, ma di no la variazione di materializzazione di uno spazio. Dunque qui un esempio di, qui sono i dati del cadastro napoleoniano, che è un modello di un'immagine, che sono stati vettorizzati. Dunque questo è un lavoro, vale a dire, invece di essere non una immagine generale, vale a dire che questa immagine deve essere proiettata in vettore, vale a dire in specie di triangolazione, un po' come i signori che hanno montato qui in Via Cattolica, che hanno solitato le conferenze che sono state date a UMR, vale a dire che l'idea è di rappresentare a livello di vettore, e dunque qui è e l'operazione, sono operazioni che sono assai lunghe, per detto per tutto il suo territorio. Qui c'è voluto applicare non da ogni particella di terra per raffigurare lo spazio di cadastro napoleoniano. Dunque vedete di nuovo una leggenda color, perché l'idea è di poter avere un'informazione non da destinazione di un terreno, quindi il cadastro napoleoniano va a sedere
un castagnetto, un luogo di pascura, un luogo dove non si comunica a coltivare, e dunque c'è la possibilità di mettere un criterio di sapere chi sono l'attività di suo territorio e i limiti e di non ondatura o di che riprende anche la realizzazione di documenti di urbanismo come i piani locali di urbanismo, poi i comuni che facciano studietti di PLU, certi scegli da rimbasso non da occupazione mobiliare come prima vistiga di, invece per vistiga, i terreni che hanno una potenzialità agricola politica. Donc, a livello di studi di uccesito Corsica o di no di Pampagioli, o cadastro una Bologna serve da rand per l'inchiesta orale. Donc, l'inchiesta orale, secondo i principi e metodi di dialetologia, propone dunque una trascrizione fonetica, ad esempio di Acrobaiola, qui, e perché di primura di avere la trascrizione fonetica, a parecchi livelli, di una banda per poter rispecchiare la variazione dialettale, ad essere un arnese di ricerca, e è questa trascrizione fonetica che si può ricacciare una forma grafica. Qui non è mica un esempio ambiguo, non c'è mica dibattito non a forma corta, ma di volte ci può essere una variazione di conoscere lo stesso nome di luogo, e l'esempio straconosciuto di certi nomi di comuni, vicino agli hashtag Bedanova, che è Bedanova, Villanova, e dunque ho fatto di poter documentare questa variazione a livello fonetico ed aiutare di noi in a scelta di forma grafica invece pas comune. E dopo c'è il lavoro di geolocalizzazione, dunque la sfida dell'ultima edizione è stata di passare da una rappresentazione di punti che non ci conveniva, e dunque è pratico per fare carte di sintesi, ma se non vuole arrivare a un'analisi fine di un territorio, ci vuole a considerare la possibilità di creare, di figurare un nome di uno in spazio o in parecchi spazi. Dunque all'interno su materiale e si inchiesti di terreno è avere un insieme di informazioni di primura per la conoscenza di un territorio, spesso sono abilitati i rilievi e i limiti, dunque i limiti geografici come i SAR, i valini, i vangoni, sono anche un risultato di l'antropizzazione, adesso il caso di chiassi, i stradi, e ciò che è di primo in un'inchiesta toponomica è di via via a livello di rete, perché qui se non all'interno i nomi di luoghi che spuntano così, non è mica capisce l'organizzazione di nomi di luoghi in rete, vale a dire che una volta che ti racconta un primo nome di luogo, ci vuole cercare di investigare i nomi di luoghi che ne vicini o i più vicini, da poter avanzare così. Ad esempio un Vilognese sopra Baroccaggio è una crista, a crista di un Vilognese, e dunque vedete che ci sono toponimi secondari che nascono a partire da un nome di luogo, dopo c'è a crista, a Bucas, eccetera. C'è di nuovo una documentazione di spazi antropizzati, con qui l'esempio di tracciari, di casetti di carta lavoro sempre in porti vecchi, e dopo sempre in relazione con gli elementi di Cesaricino, cioè appunto di Focelistide, Mulina Vento, qui vedete che c'è una giusta posizione anche dell'infrasate che ci consente di capisce e andare a misura così in una rappresentazione dello spazio. A me un aspetto che mi interessa proprio in queste inchieste su materiale di terreno sono le produzioni metalinguistiche. Abbiamo cominciato questa storia dicendo che cerchiamo un senso ai nomi di luogo, cerchiamo una motivazione, e spesso dunque i paesani hanno azzurri rispetto a forme che è significata a cercare usanza. C'è un luogo che si chiama a Visiola chi è
è piuttosto una iegena precisamente, posto che perso os indicato di forma toponomica, provano a rimotivare qualcosa che per loro è sempre comune. Da sotto un motivo c'è e cercano una motivazione un po' rispetto allo spazio. Ci sono sempre visti una igione, forse una iege. Donc qui sono testimonianze di produzione metalinguistica di oltre che corrispondono all'analisi linguistica e di oltre che essere di più nelle etimologie popolari che si allontanano di risultati di ricerca. E così si può anche parlo di terzi, parlo di sfaterzi, parlo di mica documentati, come avete visto nella presentazione di Paolo De Esempi, e hanno spuntato di nuovo significati rispetto a noi di loro che con questi aspetti. E dopo sicuro ci sono passati vari, in tempi di guerra, mi raccontai anni anziani, eccetera, eccetera. C'è una bella zapara, una rossa zapara qua, a zapara l'uviurito, in Acantonic, per quale ci va conosce. Un fondo maggiore che è liato di nuovo ai nomi di Dio, che è da essa qui di Ivori, vale a dire che aumenta un nome di Dio, dopo di oltre, in una certa maniera, sveglia, scatena, rammenta, dunque una vola, una storia, o anche storie che sono legate agli antichi o a certi valori. Dunque l'interesse di votare sempre a vola, perché siamo di nuovo una generazione che ci pare che c'è stata la documentazione è stata fatta, certi voli che sono stati conosciuti come guida di Avata di Urizzanese è stata ripiata in parecchie pubblicazioni a ritrovette, ma ho fatto di cercare versioni facili a contare e contatore cioè da permettere di conoscere le variazioni di Sivol e di non come li sono reinterpretati. Dunque qui on racconte un esempio di Cielitana, là où il y a Avata di Urizzanese, la giuntesa contabile dalla gente che ha annidato in nome Avata di Urizzanese, bon, c'è un lago qui in Dio e si tiene a un lago e un giorno c'è un uomo, c'è di qui, Dulmic, si chiamava Antonio Poli, dunque una storia spesso liata, ci sono sempre i poli e consente anche di spiegare ciò che lo accade di una comunità in certi valori. E a questo salone non ha mai visto salone, non si è mica visto chi ha figurato e poi tutti i giorni dopo parlava a stessa ora per figurare e a stessa ora e figurava e c'era il salone che si bagnava. Bon, allora la Vini si è dato di cosa, gli ha domandato se lui aveva detto qui. Allora la prima volta ha detto che no, ma un po' mica, ma io era da letto, volia e allora facile, ma allora tanto allora dice, ma a una condizione, un po' mica mangiare con te. Ciò che gli è mangiato, ma se un è capisce, non faccio nulla, ma l'intrigai alla fine, l'intrigai buon maritati, ha avuto 3 o 4 masci, enfin, ecco, non sapeva mai come lo mangiava, non sapeva, un giorno si è piantato e si è messo e ha visto che la mangiava qui a spada, allora mostra, non qui da che conta, donc questa volta mangiava dalla spada. Da una partura qui, faceva la roba e qui, e donc a volta la via lì, a tal punto che lui si mangiava, allora la via poi è stata scondurata, più masci in la via e così una maniera di spiegare la vita di Esterpa di Poli. Donc vedete così che anche via gli induisanti, vale a dire che dei nomi di loro che può nascere un racconto e in un racconto può filare sul patrimonio toponomico e il caso di voli intorno a Ovonuccio che sono contati in Cusciò e qui on a testimonianze interessanti che viaggia per parte anche con i conoscenze storie e in particolare i motivi travagli vini che sono stati fatti da Vanina Bancovolari intorno a figura di Renuccio di Arocca e di un luogo detto Ardiawara, un luogo dove ci è stato
di castelli di Rinuccio e Frema a memoria di Ornuccio, con mica esempi identificati da quello che a conta da Rinuccio della Rocca, e ma ritrova Ardiaola, che è documentato come luogo di storia medievale. E ma vede di nuovo con su personaggi si intreccia con un'altra figura di Gole che è qui di un contipaggio. E dice che non va mai in tempi. Questo è spesso il principio di Gole, c'è un'altra, i Burgundiani non hanno mai avuto. Dunque, è l'idea di un tempo che è un tempo meteorologico che è sempre lo stesso e a un momento dato c'è una tempesta, una quata, una nivata e dunque scappa sul tempo meteorologico e tanto scappa anche il tempo di pace. Dici, non c'era mai nella montagna qui e un contorno sta lì qui, dunque in montagna, in cui e c'era la vigna. C'è un toponimo che si chiama Vigna di Ornuccio e tanto aiuta a identificarsi a Avore e a Ponto. C'est qui, donc, e qui è interessante perché la vigna è non tanto territorio di Quanz e anche a livello amministrativo, il territorio di Quanz è la zona comune di 4 comuni di Cuscione, a Ude sarà a Zariscopamena, Quanz, e Zica, che ha un terreno privato in Cuscione. E appunto il desolo detto di Avigna Ornuccio. C'era la vigna, si faceva avere a Cucarchisia su Ponte, un altro ponte, dopo Ponte Ornuccio in Piagliava, sotto Baveda, come si chiama? In Ardiava. E beh, quando lo farà, in Ardiava, sotto Baveda, così c'è Baveda parlando da qui, a parte di Baveda, ci sono qui di casi in giù, dopo si pida Cudata, dopo si va verso il suo disarmo, là si chiama Ardiava. E chiediamo di qua e dice che l'anno gli animali si sono andati, sono partiti, come gli animali partiti sono olimpiadi, i vacchi, e l'hanno annuato. E di poi annuato, dunque c'è sempre questa idea, e ciò che aiuta di noi a tramandare a bocca. Bon, allora, questa è una storia. I vacchi, c'era il tempo, i vacchi si sono andati, sempre esempio, in stato inferno. Dice che non c'era una neve, c'era il terreno. Ha piantato la vigna con Pontipazzo. Dunque, tanto qui Sornuccio diventa con Pontipazzo, altra volta ben conosciuta in Belgio, più a ponente che è Ouvret, più a mezz'ora scusate Ouvret, e dunque, tanto su Pontipazzo, allora, quando è dopo in montagna, farà un cavallo a un traverso, va vers fa un festival che tu va. Dunque, l'idea di su Pontipazzo sarebbe stato un ponte che montagnava la rinversa. Quando lo faceva un caldo, falava in piedi, e quando lo faceva un freddo, falava in montagna. E invece qui c'è la sottizia, che volta spesso in dei corporati di volo, invece non era mica così pazzo perché farà un cavallo o traverso. L'idea di rompere la montagna si ritrova in altri voli. Qui è una vola che è meno conosciuta che spiega la creazione di Burgundia. Dunque ci sarebbe stato un pastore che campava in montagna, con la sua moglie e i suoi peccoli e a un momento dato c'è un Ivone. E su Ivone o costruito a Moa, dunque Moa, ma non se li muove, si mangia a moglie, è così che la spiega. Ma qui è una reinterpretazione di un nome di un luogo Magnamugli, non sappiamo mica se lei in relazione stretta con la gola o lì. Dunque si mangia a moglie e si piglia 3 pecore e un samere e fa la casa castellana. Bon, ci sono parecchie problematiche, mangia a moglie, fa con 3 pecore ma senza montoni, fa a moglie. Un'altra volta straconosciuta più di questa qui e ci sono parecchie varianti. Dunque, quando trovate ancora produzione di manuali scolari, ad esempio di un punto di lingua di un manuale canopé che voi trovate in un di Corsica, spesso c'è la figura di l'orco e l'orca che conosce dunque come si va
Ubrocio. Una volta che lo conoscete, forse o può essere notevole E dice Ubrocio. che il capoccio, questa dice che anche di avere del faccio, di aprire di faccio. Je, ma da essa idea cu qui na rettua i personaggi ne qui dello Ubrocio. Donc, qui degli, allora, come ci può qui degli prestatici. Donc, forse avete una versione che ci volete contare. Un'altra versione che ha detto di una signora. Un te così ci faccio un'altra versione. Mi pare che un mese di marzo sarà finito e sarà passata la preoccupazione. Ma ha insultato un mese di marzo. E tanto marzo domanda da aprire 2 o 3 giorni per vendutarsi. Entonces yo estoy muy formada en abril y persona una Donc a marzo è raffigurato anche dei esempi qui, è Pastori di Peco e si è fatto ingiuriare, si è fatto magagnare da pastoraggio, chi ha detto chi è sta roba, non si è mica pratica da pastore. E ha detto, ma gli ha vindicato, andare a domandare qualche giorno aprì un valtello gentile, prestami credibili, che continuano a generare, voi va ripentire quel sul peculaggio. Ciò che deve essere interessante, se non suite la storia di prestatici secondo i Rudioni di Corsica, è che un uomo di giorni di questa aprì può cambiare. Quando da 3, si ha avuto dei Rudioni, come ho detto, porti vecchio anche l'olivaggio, aprì da un prestato 8 giorni, adesso giorni che potevano cambiare di ciclista. E dunque questa figura di marzo e aprile si da ritrovare in un'altra volta che guida di Ubrocio. Dunque va a dire che sono di più loro adesso da conoscere il segreto di fabbricazione di Ubrocio, ma può essere marzo, aprile, può essere anche Magone, dunque vediamo che può spuntare di nuovo una cartografia di un personaggio, dunque che hanno il suo nome, o di lui che lo ritrova. Dunque, altri figure, qui la mostra va tutti, dunque temi un conte Ubrocio che è allevatore, temi un pastore in Rubigna, temi marzo e aprile chi è di nostri pastori, temi usignori che è peculario e udiauri che è capraggio, che è ospitato. Dunque qui è una voce un po' più ristretta, un po' più strana, puntata ai nipoti di Catalina Mondoloni. Dunque qui vediamo come non so più testimonianze dirette di quelli che contano, ma quindi chi la intesa conta. La mia Catalina Mondoloni, che era da Teresa dice, una volta c'era un diavolo, guardava il suo capo e aveva tutto il suo che si scaldava. Così io quando ho visto che si scaldava, è andato a cacciare la tintella e l'ha applicata all'arma. E quando faceva suonare la tintella, ha fatto safari per pigliare il suo capo, perché il diavolo l'ha messo, dunque vai, e che ha fatto il diavolo, perché così di più facile, ha messo l'uovo per un capo e il corpo dell'animale a dentro. Quando ha visto che il diavolo, dunque una volta che c'è stato Saruveccio e sull'anno rispetto all'ordine di cose naturali, e beh comincia dunque una cavalcata in cuscio. Quando ha visto che il diavolo richiappava e lui sono la zona di Tintena, scalda con le macchine, Tintena sono, ma a Tintena c'era a Tintena piccina cadaveri e i capi non c'erano più, i signori usai appresso. Dunque vale di che c'era tutta una corsa e una litiga tra sui signori, dunque piccolari e sugli diavoli cavalli, per mantenere l'ordine dei corsi. E dunque che ha fatto il signore a chiappo il diavolo, l'ha incatenato e ha detto sottare quando la catena sarà sciolta e il diavolo così lecca la catena non si scioglie. E dunque ci sono figure anche di religione cristiana che sempre non ha l'idea che il mondo deve essere non esuperi e avere un'organizzazione, c'è San Pietro ha fatto un mondo.
sono sempre localizzati e interessante qui perché San Pietro darà un nome perché c'è una processione tanti San Pietro di Avaia, San Pietro in vincoli che non ritrova in toponimi che è un nome di usanza ad attività San Pietro di Avaietta in Sicilia. Dunque San Pietro di Avaietta 10 anni sempre, San Pietro ha fatto un nome, e San Pietro che ha fatto un nome prima, San Pietro è Dio, e San Paolo di nuovo. Via Diaia mi ha dice, ma va uno, dice come ma va uno, dice fermo tutto più in ah no, tutto il mondo ti pieni, tutto il mondo pigli, allora San Salvatore ha detto a San Pietro, così può non è bello, dice perché dice, allora chi ha fatto a tutti i rilandi, tutti in festa, no, dice così può, che mondo è qui, sono mica bello. Allora l'ha fatto più di anni, badando, fanno questo, come è un mondo amato. Donc on atteint in una certa maniera a diversità. Dunque vediamo che ci sono parecchi generi e tematici, parecchi personaggi che si possono classificare, parecchi personaggi che si possono rappresentare di nuovo nella cartografia e soltanto souville, dunque di rappresentazione di toponimi. Dunque oggi a proposta che faccio a livello di ricerca per raffigurare lo spazio, posto che è un plurispazio, come nome di Euro, e di modellizzarlo sia come ho dimostrato innanzi, ma è difficile non dare carte di sintesi. Qui è un esempio di Euro che è stato urbanizzato. Dunque qui è una forma corta abituata dai paesani registrati, qui in nero è la forma di planterier, qui è la forma di DGL e qui il cadastro una Bologna. Cada un studio mostrare che secondo l'opera di cartografico che non c'è mica lo stesso luogo che è raffigurato e dunque c'è da voler ad Arnese che designi i comuni, che designi l'altre istituzioni e da poter fare un'elaborazione linguistica di poter scegliere, decidere e rendere ufficiale. Dunque qui è un'altra maniera di poter di quali sono i limiti, perché la toponimia a livello di limiti, come si può rappresentare donc il est les limites et donc tout cas à l'administration il va isocher. Chi ha scelta è difficile. Se lo sciolto una scelta. Donc non alla fare di indirizzi semi costretti a livello amministrativo di fare una scelta. Donc l'idea è di avere travail di ricerca documentaire di questa variazione e dopo di essere in capacità di accompagnare la scelta. È più bella tradizione uguale. Donc interessante perché i progetti non stanno cambiando di indirizzi e adesso un progetto di scala nazionale. In due l'argomento per sviluppare l'indirizzo adesso chi unisce di più all'estera apposta, chi unisce di più all'estera soccorsi e su tutte le dimensioni di più. Abbiamo già cominciato, noi quando sono venuti in corso abbiamo messo un indirizzo, è mica stato un vaso, c'è potuto scegliere cosa, a me mi conveniva mica, abbiamo solo che puoi entrare per vedere e per d'astro. Donc qui è l'esempio concreto quando qui chi ha responsabilità di indirizzo sono i comuni non tengono mica conto di rappresentazione di iso paesani. Donc tu che mi crei rappresentazione vuol dire che dopo chi si passa se un impegno tecnica a comunità vuol dire che non si riconosce mica degli indirizzi un lavoro mica dopo. Ci sono i comuni, a même all'inizio stretta di Lucignano, in Navarra, un lavoro pubblico, e dunque è arrivato modificato su dei protocolli per ristabilire una forma che ci corrisponde. E dunque questo è di chiusura. Devo solo fare, come si fa? Gli stadi.
E Se vai bene lì, no? Si faceva da me. ci la domanda a Mairie, ma una volta che è stato validato, ci la fa un po' così. Donc l'idea, donc qui il esempio, ritrovate tutti a Saint Alissante, un nuovo visito, donc tutti questi indirizzi qui si trovano in mesadresse.gouv e un sito governamentale in dove abiliti come hanno lavorato ogni comune. Qui l'esempio mi conta. Come uso, sinon, mi pare di coerente. Qui c'è coerenza grafica, c'è coerenza con la parlata, c'è coerenza. Allora, gite d'étape la tonnelle, Alors, gîte des tables attuelle e sono i dati di l'IGN e tend, non faccio mica parte di indirizzi, ma ci vuole sapere che la collettività di corsa aveva segnato un partenariato con l'IGN nel 2016 va andare verso la crescita di nomi di non di IGN e i nomi in corso, non c'è mica stato lavoro. Donc peut-être un autre modèle, et puis di Zaradiva, dove c'è stato un lavoro importante. Spesso le imprese qui manca quand on a una dimensione, vale a dire che non è mica la possibilità di ascoltare il risultato, perché ci sono mica stati enregistramenti e forse implicato nello sviluppo di cartografie sonore. A Zaradiva, allora ci sono variazioni, certi mettono l'articolo in minuscolo, l'articolo in maiuscolo, per non essere piccoli problematici che vi pare di poco valore, ma sono primo importanti l'armonizzazione di scrittura, anche dopo sulle preposizioni tra le norme punta di avata, a preposizioni di chaque una maiuscola mica sono problematiche che ci tocca a risolvere, come l'affare di trattino, come c'è di cattiretto, e qui donc Zaradiva c'è un sistema di indirizzi coerenti, l'ho avvicinato a ciò che è véhicule Dolmet, on va passare da un paesaggio linguistico, voilà, c'è lo sviluppo di ciò che stiamo, i paesaggi linguistici, donc storiasi segnaleti, e se lo avvicinate a Olmet, donc qui del puntato di Varca a Valina, che in una segnaletica corsa e Marquette in una segnaletica in due, non c'è mica coerenza con nomi francesi, nomi ibridi francese e forme corse o toscanizzate, forme toscanizzate, eccetera, eccetera. Donc, Fredon, c'est la plage des nudistes. Donc, qui vi limi anculimi di voler a maestra a nostra segnaletica, i nostri indirizzi. Pur a buona volontà che i comuni ci hanno messo, forse è meglio una cartografia che deve essere meno coerente rispetto a un modello di guida di cadastro napoleone. Vuole dire che ci tocca tutto il giorno qui, storianti, chi si occupa di lingua, a tutti i livelli di responsabilità. Di trois, un'andatura comune, per giungere a una cartografia così mica meno coerente che i rimproveri che arrivano alle cartografie di France. Qui l'esempio di Zuz, dunque qui ci sono forme a tempo, Zuz era, hanno avuto una raccolta di nomi di luoghi, una proposta grafica secondo la parlata locale, ma quando c'è voluto a fare l'indirizzo, on a mica avuto una certa maniera il Consiglio municipale curare da andare sino al rapporto che abbiamo comandato e sovvalutato un po' per vedere, dunque ci smonta verso la parlata locale, qui c'è la problematica di due uffici che sono mica gli stessi, etto con due T che è diminutivo e etto con una T che è collettivo e c'è un impeto intorno a questa descrizione linguistica, vuol dire che spesso i comuni sono intuiti, quindi stesso la stessa primura che ha Pietro, la comune della Pietro, vuole a
è un fitotoponimo all'origine, Urolinica Usufis et Cunati, e dunque qui produce forme sbagliate. Quindi stesso c'era Tirtiadia, che hanno curato e qui hanno fatto una forma tra avoir une boucadasse et avoir ma brosse. Donc, vedi, là, il travail qui c'è da concedere da maestrella in ver a tutto il mondo. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti, paroli a cristare, un sogno cittadella, un vuli a stanciare.